Buongiorno e benvenuti a Lerici. Siamo in questa splendida location, di solito siete abituati a vedermi alle Cinque Terre, però vi posso dire che anche Lerici merita veramente un'ottima pubblicità. Vi voglio spiegare la nostra residenza della Venere Azzurra, perché ha una posizione strategica, e vi voglio spiegare il contesto. Qui siamo davanti alla spiaggia appunto della Venere Azzurra, qui vicino avete San Terenzo e come vedete qua siamo appena a pochi metri dal centro del paese di Lerici, il castello e tutti i ristoranti. Qui abbiamo, che ora adesso vi porto a vederlo, il circolo tennis, quindi chi è amante di sport può tranquillamente giocare qua. Abbiamo il golf club Villa Marigola e Villa Marigola per eventuali cerimonie o cose varie che uno possa organizzare. Venite con me adesso che lasciamo questa spiaggia bellissima, che anche a novembre ci verrebbe voglia di fare un bagno, e vi accompagno da Laura che vi farà vedere la nostra residenza. Bene, una cosa molto importante è che qua tutta questa zona qui è stata recuperata e hanno fatto queste nuove costruzioni che vi posso dire che sono state vendute veramente a delle cifre importanti, ma proprio perché la comodità di essere qua è quella di scendere giù proprio col pareo e l'asciugamano e andare direttamente in spiaggia. Un'altra cosa importante, noi abbiamo il nostro parcheggio condominiale, ma qui avete anche molto spazio in caso vi vengano a trovare degli ospiti o degli amici per poter far parcheggiare e poter accedere direttamente al mare. Bene, come vi dicevo prima, una grande comodità è questo ampio parcheggio della Venere Azzurra, dove si può parcheggiare, e quindi anche se avete amici o ospiti che vi vengano a trovare possono parcheggiare qua oppure dall'altra parte dove abbiamo visto prima. L'altra comodità che vi raccontavo è che qui c'è la piscina comunale, ok, che può essere utilizzata anche dagli esterni, quindi con un ingresso, e anche questa è una zona molto esclusiva e molto bella. Tutta questa zona qua dietro è stata già iniziata a costruire, quindi poi ci sono dei progetti di sviluppo dal punto di vista turistico ricettivi, quindi possiamo dire che siamo veramente in una zona dal punto di vista degli investimenti e dal punto di vista della potenzialità di altissimo livello. Bene, qui siamo arrivati nel nostro parcheggio condominiale. Come vedete Laura è già arrivata, è su che vi aspetta, quindi poi lei vi introdurrà e vi spiegherà bene la casa. Questa è la nostra zona, quindi c'è un parcheggio non assegnato ma libero condominiale, quindi quando arrivate di solito mi dicono chi abita qua che il parcheggio si trova sempre bene. L'accesso è da questo lato, quindi da qui c'è l'ingresso che si va poi su agli appartamenti, e abbiamo questa zona che è una zona di uso condominiale che d'estate potete tranquillamente usare per fare magari delle cene con gli amici, o insomma per stare comunque in una zona riservata molto fresca. Ora la vedete d'inverno che sicuramente non è il periodo migliore, ma d'estate vi posso dire che è veramente un'ottima soluzione. Grazie Matteo per averci introdotto dove ci troviamo oggi. Io vi accolgo al terzo piano di questa palazzina, in questo appartamento che troverete nel nostro sito come la residenza della Venere Azzurra. Ma adesso ve lo voglio presentare. L'appartamento si sviluppa in 111 metri quadri commerciali e abbiamo questa zona giorno molto luminosa perché ci sono 2 balconi e la finestra che vedete alle mie spalle. L'altra parte della casa si sviluppa in cucina, camera matrimoniale, cameretta con bagno e altro servizio principale. Ma vediamo invece a vedere quelle che possono essere eventualmente gli sviluppi di questa casa andando a modificare quella che è l'attuale struttura interna. Possiamo valutare di spostare parte della cucina proprio qui nella zona giorno, sfruttando tutta questa parte qui per poter fare una bella colazione vista mare. Oppure, se abbiamo necessità di avere un'ulteriore stanza da letto, possiamo valutare di chiudere questa parte e realizzare qui un'ulteriore camera da letto, mantenendo ovviamente la cucina dov'è nella sua attuale posizione. La terza opzione che possiamo valutare è di utilizzare l'attuale cucina per realizzare una terza camera di più piccole dimensioni. Adesso vi faccio vedere la vista che c'è da questo terrazzo. Abbiamo la spiaggia della Venere Azzurra, vediamo Villa Marigola e alle nostre spalle il circolo tennis, oltre che la piscina proprio qui a poca distanza dove c'è il parcheggio. E questa è la stanza che vi dicevo prima che possiamo valutare di recuperare come un eventuale
terza camera di più piccole dimensioni. Eccoci nella camera matrimoniale. Questa camera ha una dimensione all'incirca di 17 metri quadri, quindi molto ampia. Una cosa che voglio farvi valutare è la possibilità di utilizzare proprio questa nicchia già presente nella camera per eventualmente utilizzarla come cabina armadi e realizzare quindi una cabina armadi. Ed eccoci nella seconda camera con il suo bagno privato. La dimensione di questa stanza è all'incirca di 13 metri quadri e l'affaccio, così come l'altra, è interno nel cortile condominiale, dove troviamo anche una zona verde da poter utilizzare. Ci ha raggiunto anche Matteo, io vi ho presentato gli interni, lui gli esterni e adesso magari vi diamo una conclusione di quello che è questo appartamento e la sua posizione. Bene Laura, grazie, sono arrivato anch'io. Vi volevamo fare insieme proprio un riepilogo finale e farvi concentrare su un punto fondamentale. Questo appartamento ha un posto auto condominiale che qui a Lerici è veramente importante. Considerate che non è assegnato, però parlando con i proprietari che abita qua ci hanno detto che comunque il parcheggio si trova sempre in maniera abbastanza comoda. Sicuramente il periodo magari della settimana di Ferragosto sarà un pochino più difficile, però questo è uno dei punti fondamentali. Laura vi ha spiegato benissimo la potenzialità della casa, io prima vi avevo raccontato la potenzialità della posizione. Quello che vi chiediamo è proprio di concentrarvi sulla scelta e la valutazione di questo immobile, sulla potenzialità di poterlo trasformare e rendere ideale per le vostre esigenze. La comodità di poter scendere a piedi, andare in spiaggia direttamente con l'asciugamano e comunque non dover avere il problema di cercare parcheggio, secondo noi sono i focus principali per cui questo immobile può essere veramente interessante per chi cerca un appartamento comodo, spazioso e che abbia la vicinanza alle spiagge. Per gli amanti dello sport abbiamo golf, tennis, piscina a 2 passi da casa, quindi senza nemmeno dover prendere l'auto. Esatto, e ho visto adesso una ragazza che è uscita dalla piscina, che era direttamente con l'accappatoio e le ciabatte e se ne stava andando a casa, quindi questa potrebbe essere un'immagine che vorremmo che vi rimanga impressa per la potenzialità e la comodità di questo appartamento. Quindi direi che per concludere, ampia metratura interna della casa da poter eventualmente ridistribuire, posizione strategica, vicinanza al mare e vicinanza anche a strutture sportive dove poter effettuare sport indoor, altrimenti mare e passeggiata al mare direttamente uscendo di casa. E come vedete adesso la luminosità, quindi questa zona prende il sole tutto il giorno fino al tramonto e la zona dove sono le camere rimane molto fresca anche d'estate perché ha questa zona verde dove se avete bambini, volete invitare degli amici, è un'area condominiale ma che si può usare. Quindi dalla residenza della Venere Azzurra vi ringraziamo e vi salutiamo. Ciao!